aiutati da una giornata splendida, un sole abbagliante che fa ancor più bello il monte Mataiur che ho alle mie spalle. Telefriuli e Friuli nel mondo ci hanno portati per mano fino ad Altana, Altana, frazione di San Leonardo, nelle valli del Natisone, quelle splendide valli che sanno offrire sapori, profumi, cordialità, amicizia, tradizione a chi ha la fortuna di venirle a visitare, di venire anche solo per qualche ora a scoprire i locali che impreziosiscono queste vallate. Siamo alla trattoria, osteria da Walter, Altana, e da Walter non è un'osteria qualunque, bisogna dire. Qui è nata un po' l'idea della manifestazione a pranzo nelle valli del Natisone. 2 edizioni all'anno, una d'estate, primavera-estate e una autunno-inverno, e qui veramente c'è una festa di sapori e di profumi. Siamo venuti a salutare anche questa osteria e non è il mio compleanno, ma è la gentilezza di Paola Treppo, devo dirvi la verità, che assieme a Domenico, che è l'operatore, che ringraziamo troppo poche volte, ma è grazie a loro che queste trasmissioni vanno in onda e vanno in onda ben fatte. Non è mai merito nostro, è merito loro. E allora volevo dire che questo non è il mio compleanno, non è un regalo, così come non è un brindisi per me, ma è per voi, per dirvi: venite nelle valli del Natisone, venite anche in questa osteria, c'è un menù che vale la pena di scoprire. Grazie. Allora, oggi preparo una frittata con le erbe, la classica frittata con le erbette di Altana. Alcune sono delle erbette abbastanza insapori, tipo l'ortica, la piantaggine, la malva, altre invece sono molto più aromatiche. Il levistico, la mentuccia selvatica, il partenio, l'achillea, il finocchietto selvatico, l'erba cipollina e la melissa. E noi trittiamo queste erbe e le soffriggiamo in un po' d'olio d'oliva, dopodiché prepariamo la frittata ed ecco pronta la nostra frittata con le erbette di Altana. Noi siamo una osteria come tante altre delle valli del Natisone e proponiamo dei piatti tipici. Andiamo alla ricerca dei produttori locali e cerchiamo di far riscoprire sia gli abitanti delle valli, ma anche le persone che vengono da fuori, i sapori di una volta. La nostra è una vecchia osteria, mia suocera la comprò negli anni 50, mentre con la famiglia viveva in Belgio. Nei primi anni 60 rientrò giù con i figli, mentre invece mio suocero continuò a lavorare nelle miniere. L'osteria è sempre stata un punto di riferimento importante per tutta la comunità locale. Infatti era il luogo di ritrovo per i paesini di Altana, Seuzza, Jainik e Jessegna. Soprattutto negli anni 60 e 70 era anche un luogo molto frequentato da persone da fuori. Infatti nei primi anni del boom economico si suonava molto spesso, quindi c'erano le fisarmoniche che alliettavano le serate, si ballava. Inoltre le mie cognate avevano insistito per costruire una saletta con il jukebox e quindi c'era anche un ritrovo per i giovani delle valli. Purtroppo in questi ultimi tempi i nostri paesi si sono svuotati, c'è pochissima gente e la nostra clientela è più che altro esterna, sono delle persone di passaggio che si fermano qui sapendo di poter assaporare i gusti, i piatti di una volta. Invito a pranzo è un'associazione che quest'anno festeggerà i 25 anni. È nata soprattutto per promuovere la cucina delle valli del Natisone e far conoscere al maggior numero di persone quelli che erano i piatti della tradizione e inoltre rivolgersi sempre al produttore locale, quindi
al contadino che produce determinati salumi, formaggi, erbe, orticole, e ai produttori di gubane, che sono anche un punto di riferimento per quanto riguarda la gastronomia locale, e anche ai mulini con i loro prodotti, farine di mais, farine da pane. In questo momento fanno parte dell'associazione 12 ristoratori che si trovano in tutti i comuni delle valli del Natisone, e infatti possiamo rappresentare bene tutto il territorio. La nostra trattoria è anche posta in un luogo strategico per chi vuole fare delle escursioni nelle valli del Natisone. Infatti ci troviamo sul percorso della e-bike route ed è possibile caricare le batterie per chi arriva con la bici elettrica. Inoltre, per chi vuole scoprire le 44 chiesette a piedi, ci troviamo vicino alla chiesetta di Sant'Abramo, che fa parte la chiesetta di Sant'Abramo, che si trova lungo il percorso, lungo il cammino delle 44 chiesette, ed è il cammino delle 44 chiesette è un cammino di 10 giorni che parte da Cividale del Friuli, attraversa tutte le valli del Natisone, facendo tappa nelle varie chiese che sono dislocate in diversi paesi, anche tra i boschi o le cime delle colline e delle valli. Benvenuti nel comune di San Leonardo, e qui ci troviamo ad Altana. Altana, che è uno dei paesi e delle frazioni più belle del nostro comune, assieme a Jajnik, Altana, Cravero, Jessizza, eccetera, eccetera. Il nostro comune conta ben 17 frazioni, 17 borgate, qualcuna disabitata, come ad esempio Cisnie, dove i rovi hanno coperto letteralmente il paese, che durante il terremoto contava ben 2 o 3 famiglie. È un paesino che ormai, come ho detto, è ricoperto dai rovi, che è meta quasi turistica, perché tutti vanno a visitarlo. Un tempo avevamo su tutto il territorio comunale circa 19 locali, cosiddette osterie, che davano ospitalità a coloro i quali rientravano dal posto di lavoro, e soprattutto queste osterie erano un punto di incontro dove vedevano dal punto di vista sociale queste aggregazioni degli abitanti della frazione stessa e anche delle frazioni vicine. Purtroppo subito dopo il terremoto abbiamo avuto una crisi veramente inaspettata. Perché? Perché le normative nazionali e regionali hanno fatto sì che purtroppo questi locali qua dovevano adeguarsi con gli scontrini di cassa, e questi qua sono stati dei deterrenti per tutti i gestori. Praticamente tutti coloro i quali gestivano questi locali si sono trovati in grosse difficoltà, e proprio in quel periodo abbiamo visto proprio cessare tantissime attività. Questo è stato, dal punto di vista sociale aggregativo, è stato veramente un colpo di grazia ai paesi di montagna. Ecco, devo dire che Altana ha questo locale che veramente ha tenuto duro anche in momenti difficili, ed è uno dei locali più caratteristici del nostro comune. E qua si può degustare un piatto particolare, il fricco, che la signora Tiziana fa, ed è conosciutissimo in quasi tutta la regione. Non dimentichiamo poi tutti gli altri locali che abbiamo sul nostro territorio, che con la loro ospitalità veramente danno un'immagine del nostro territorio che è veramente eccezionale. Io direi che il nostro territorio potrà sicuramente nei prossimi anni dare quella possibilità
a tante persone, a tante famiglie, di poter venire a abitare. Questo è ovviamente un mio augurio che mi faccio a me stesso e un po' a tutta la gente del mio comune, perché dare vitalità alle nostre frazioni vorrebbe dire mantenere ulteriormente il nostro territorio e quindi tenendo il nostro territorio pulito penso che sia piacevole a tutti abitarci. Ecco. Io potrei aggiungere anche per quanto riguarda l'economia locale, quindi dal punto di vista agricolo, il nostro comune una volta era un comune che dava reddito a tantissime famiglie. Basti pensare che nel dopoguerra avevamo una latteria, avevamo una produzione di frutti che non era da poco. Praticamente nel nostro comune venivano raccolti qualcosa come centinaia e centinaia di quintali di castagne. Poi con le malattie, con l'abbandono dei territori, purtroppo questa cultura è venuta meno. Adesso devo dire che c'è un interessamento particolare per questa cultura che secondo me è una cultura che potrà dare grossi risultati ed è un frutto che ha dato da vivere alle nostre famiglie e quindi un qualcosa che va valorizzato e va tenuto presente per quello che sarà il futuro dei nostri territori. Altana ha una chiesa, che è la chiesa di Sant'Abramo, che è stata oggetto di un intervento proprio di il territorio adiacente, di un intervento di legge 10. Praticamente questo ha permesso di ripulire tutti i prati circostanti e il bosco che praticamente l'aveva quasi ricoperta. Adesso possiamo visitarla e vedere quanto bella è e il panorama che ci offre. Davanti a questa chiesa abbiamo tutta la valle di San Leonardo, dove si possono ammirare le frazioni di fondovalle e viceversa, la si può vedere anche da fondovalle, cosa che prima non si poteva assolutamente in quanto era ricoperta dalla vegetazione. È una chiesa molto antica e dove purtroppo a causa anche per la mancanza di parroci la messa viene fatta poche volte all'anno, come succede anche in tutte le altre chiese. Però devo dire che proprio nei primi mesi estivi, quando c'è la messa, in questa chiesa qua c'è tantissima partecipazione. Ci terrei particolarmente ad evidenziare una cosa bellissima del nostro comune, che sono le cascate di Cot, che sono frequentatissime. Abbiamo nelle giornate di sabato e domenica delle visite veramente importanti. Le cascate di Cot sono nient'altro che delle cascate che vengono giù dalla montagna, ovviamente. Però devo dire una particolarità, che in cima a queste cascate un tempo vi era un mulino, che oggi si può solamente ammirarlo, si possono ammirare le rovine, però dietro questo mulino c'è ancora il laghetto che permetteva di raccogliere l'acqua e di macinare il grano. Questo ovviamente succedeva nella Prima Guerra Mondiale, forse anche prima, ed è un mulino come se ne possono vedere anche altri, qualcuno rimesso veramente in ripristino e qualcuno abbandonato. Ecco, devo dire che nel nostro comune ce n'erano circa 4, che non è poco, perché il nostro comune è attraversato da 2 fiumi che sono il Cosizza e l'Erbezzo e appunto in quel tempo avere i mulini voleva dire anche avere la possibilità di produrre farine per la polenta, che era un piatto caratteristico locale,
con grano prodotto nei nostri campi, e oltre al frumento. L'Ente Friuli nel mondo, con questa nuova edizione di Profumi e Sapori in Osteria, vuole ricordare quei magnifici luoghi che sono le nostre osterie friulane, luoghi fantastici che c'erano il secolo scorso, che hanno salutato i nostri emigrati, dove i nostri emigrati hanno salutato i loro amici, i loro parenti, ma luoghi che ci sono ancora magari accanto alle chiese, perché in ogni chiesa, in ogni paesino c'è un'osteria, e nel nostro Friuli storico questo è veramente ci contraddistingue e sono nel nostro DNA, e quindi l'Ente Friuli nel mondo vuole ricordare questi magnifici luoghi con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, col Comune di Udine, piuttosto che la Fondazione Friuli, vuole dare questo messaggio che questi luoghi sono ad attenderli. Sono luoghi fantastici, come ho detto, dove ci sono le tradizioni, ancora le tradizioni enogastronomiche sono state riscoperte, rivisitate, e quindi diventa anche una promozione per questi luoghi, oltre che un luogo di accoglienza. In queste osterie diciamo, si sono trovati i nostri anziani, ma oggi si trova il centro di aggregazione dei nostri giovani, dove viene fatto il sindaco, dove viene smontata una giunta, come dice il nostro buon amico Enzo Driussi. E quindi l'Ente Friuli nel mondo intende riscoprire, come ho detto, questi magnifici luoghi per dare e riscoprire questa identità, questi valori identitari, profumi, sapori, colori, culture, quindi si parlerà di musica, si parlerà di tradizioni, quindi si parlerà di tutto quello che viene svolto nelle osterie a ricordo di questi luoghi. Quindi continueremo in questo magnifico percorso, e quindi sempre a ricordo dei nostri emigrati che tanto hanno dato, tanto continuano a dare, soprattutto rispecchiando quelle radici interiori che noi friuliani abbiamo, e con questi valori identitari sono stati riscoperti di generazione in generazione, e oggi siamo qua ma per continuare a mantenerli e per riproporli ai nostri figli. Qua la nonna è nata qua ad Altana, negli anni 20, hanno deciso di andare via in Belgio negli anni 50 con mio nonno nato a Clabuzzaro. E quindi io sono nato in Belgio, ho vissuto in Belgio sempre con questa immagine di questo paese dove andavano i cugini, gli zii. E in realtà ho scoperto Altana, la realtà dell'Italia, della piccola comunità di Altana, abbastanza tardi, verso 25 anni, dove sono venuto la prima volta in vacanza a trovare lo zio, fratello della nonna, che è rimasta qua nella casa dove sono adesso. E da subito, insomma, mi sono innamorato del posto, del paese, e solo 5 anni dopo, verso i 30 anni, che ho deciso di lasciare il Belgio. All'inizio lo scopo era andare in Italia, imparare la lingua e rimettermi in gioco studiando, non subito ad Altana, non avevo neanche quest'idea, ma a Verona per studiare, dove ho incontrato la mia compagna. Nel frattempo è morto il fratello della nonna, che ha lasciato la casa. Un po' così, per curiosità, mi sono messo a viverci dentro un paio di mesi, poi sono rimasto, ho continuato gli studi iniziati a Verona, li ho continuati qua, e poi ho fatto famiglia qua, due bambini. Allora, lavoro come educatore dal 2010 in una cooperativa sociale, ma una passione è proprio prendere cura del territorio qua vicino. Ho scoperto un paese fantastico, ma con campi, boschi abbandonati, e quindi questa passione è diventata sempre più forte nel lavoro quotidiano,
quindi ogni pezzo recuperato, un po' come un archeologo che ritrova certe cose, ritrovare vecchie scale di pietra o pulire un castagneto, pian piano è diventato proprio come una missione. E da là è partita l'idea di una fattoria sociale e didattica che permette di avere un gruppo per svolgere questo compito con chi sarebbe interessato. Quindi questa fattoria sociale dovrebbe parte adesso, insomma. Si è conclusa anche questa tappa dei profumi e dei sapori delle osterie friulane. E abbiamo cambiato un po' la scenografia e sempre grazie alla dolce Paola Treppo siamo passati dal giallo, dal vaso giallo al viola, dal vino rosso al vino bianco. Questo solo per dire che qui nelle valli, come in tante altre osterie del nostro Friuli, possiamo trovare sempre la solita gentilezza, la solita accoglienza, ma soprattutto la gastronomia, l'enologia, i profumi e i sapori. Qui da Walter a Altana ne abbiamo sentiti di sapori e di profumi. Rinnovo l'invito, venite a trovarle queste osterie, dalla Carnia al mare, dalla provincia di Pordenone a quella di Gorizia, a quella di Udine. Troviamoci ancora friulani di qui e friulani nel mondo, perché è anche per voi, friulani nel mondo, che noi giriamo nelle vecchie osterie friulane per lasciarvi il ricordo, ma soprattutto per mandarvi il nostro saluto ovunque voi siate nel mondo. Mandi.